Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo su MotoGP 13 ragazzi. Ultime 4 gare della carriera comendiana su MotoGP. Twitterone. Vino, serata trascorsa a discutere della trombata con Tori. Marquez, ottobre qui a Sepang fa ancora tremendo, Rino Gattuso non voglio essere troppo ottimista. Ragazzi, andiamo, Gran Premio di Sepang. Il Comendone ha 10 punti di vantaggio su Vino. Possiamo vincere. Ragazzi, pole position nel momento giusto. Prima posizione a Sepang. Possiamo vincere. Se vinciamo, ipotechiamo. Ragazzi, ho voglia di ipotecare. Vai Kume. Involiamoci verso la gloria. Dobbiamo vincere assolutamente a Sepang. Sembra che fortunati il tracciato è bagnato. Quindi non piove. Non c'è il monsone malesiano. Stiamo tranquilli. Carrasco è caduto intanto. Se cade anche Vino godo. Intanto Vino non è secondo però. È terzo Vino. Vai Kume involati. Vai Kume involati. Vai Kume involati. Salmone è secondo. Sarebbe bello vincere con una gara d'anticipo. Però intanto pensiamo a questa. Perché poi c'è questa. Poi Filippo Isolo dove non sono favorito. E poi Motegi. E là è vittoria sicura. Grande Comendone. Voglio fare una gara tranquilla, questa la voglio vincere tranquillamente. Finalmente una pole position. Ogni tanto il Comendone tira fuori delle pole. Grande Kume, grande Kume. In testa alla corsa il Comendone veneziano. Salmone è secondo. Mamma mia, bravo Comendone qua, un po' rischiato, ma va bene così. Che strano che mi fa giocare a MotoGP sapendo sull'Xbox o GTA, mamma mia GTA. Gioco droga 2013, no, sta cagata. Attenzione, Vino è primo, non ci credo, non ci credo. Cosa ha fatto Vino? Ha preso 2 posizioni. Vino non ci sta a perdere ragazzi, Vino non ci sta. Dai, Comendone, riprenditi subito la prima posizione, porca puttanona santissima. Prendi la scia di Vino. Dio Christiansen. Comunque Vino finisce secondo, Se non è primo è secondo, quindi dobbiamo vincere assolutamente. Oh, c'è un po' di vibrazioni. E il Comendone torna in testa. Il Kume torna in testa, vaffanculo, maledetto Viñales. Vai, 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 prendi la scia di Vino. Vai Kume, bravo Kume, no! Madonna che rischio! Madonna che rischio! Che rischio incredibile del Comendone, ha rischiato di perdere tutto. Mamma che lotta! Mamma mia, ho visto la moto partire, mi sono visto impitturato sul muretto di Sepang. E Salmone torna secondo ragazzi, in questa bagarre ne approfitta Salmone. Vai Kume. Vino un po' in difficoltà adesso, è nervoso. Bravo Comendone, molto bene. Perché non siamo all'ultimo giro? Vaffanculo. Attenzione, Vino è quarto. In questo momento il Comendone sta guadagnando tantissime posizioni, ma stiamo calmi, stiamo tranquilli. Ecco, Maria evita le cagate, veneziano, mamma mia. Sempre al limite. Ho un buon vantaggio però adesso, ho un buon vantaggio comendiano. Occhio, non cadere, bravo. Intanto Vino è ancora al quarto posto, questa è una bella notizia. Però manca ancora un giro e qualcosa. Quindi Vino ha ancora tempo di recuperare. Però è un po' indietro, è un po' in difficoltà Viñales.
Dai che anche il secondo giro se ne sta andando. E questa è una cosa molto positiva. 1 secondo e 5 su Salmone. Perfetto. Ah, Dio mio. Meno male insomma che abbiamo beccato un tempo sereno, perché se pa con la pioggia è più difficile. Calma, 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 calma. Iniziamo il final lap comendiano. Intanto Vino è terzo, Vino è in rimonta, ragazzi. Vino è in rimonta. Intanto andiamo per l'ultimo giro. Vino è terzo, ragazzi. Peccato, speriamo che il Marco. Fastest lap del veneziano. Bravo Kume. Adesso dobbiamo fare un ultimo giro tranquillo. Dobbiamo gestire il nostro vantaggio di quasi 2 secondi e portarla a casa. Dai Salmone, tieni il secondo posto però, mi raccomando Salmone, Dai, ancora 2 minuti di gara ed è fatta, dai. Dai, questo successo è pesantissimo. Abbiamo già 10 punti di vantaggio su Vino. Vai che siamo in fuga, vai che siamo in fuga. Oh, c'è il cordolo. Molto bene, quasi 4 secondi. Non ho mai vinto una gara così, ragazzi. Non ho mai vinto una gara così. Il Cumendone sta veramente guidando in maniera perfetta, in maniera autoritaria, in maniera beffarda. Il Cumendone è pronto ad alzare al cielo il pugno della vittoria. Bravo Cume. Vino sta tentando in tutti i modi di superare Salmone. Poche curve separano il Cumendone da un successo fondamentale. Ho perso qualcosa, ma chi se ne frega. Salmonti è duro, Ok, speriamo bene, sarebbe bello. Un Vino terzo, guadagno parecchi punti, E intanto il Cumendone è proprio in trionfo, va a vincere in maniera devastante questo Gran Premio. Oh! E il Cumendone va a vincere il Gran Premio di Sepang! Quart'ultima prova del mondiale. Grande Cube, grande Cube, grande Cube. Grandi ragazzi. Adesso abbiamo 17 punti ma su Salmone, quindi è tornato Salmone al secondo posto. Ok, allora, email. Grande piazzamento, manca neanche altro. Zoccolona personale, gran risultato. Twitterone. Allora, una cagata, grande prima posizione. Nicolino A di grande commenda. Pedrosino, che gara commenda. E andiamo a Filippo Isola. Sarebbe bello vincere anche Filippo Isola, cazzo. Speriamo bene. Australian Grand Prix. Allora, mail. Obiettivo squadra, vabbè, primo posto. Zoccolona personale, batte il manesano di merda. Twitterone. Allora, il manesano di merda. Filippo Isola è così bella che renderebbe interessante anche una gara con i sacchi. Vino, ragazzi, ho tutta la settimana ad allenarmi in questa gara. Cornflakes, Filippo Isola è così bella che vaffanculo. Molto ragazzi, bene, purtroppo qualificazioni orribili. Sotto la pioggia a Filippo Isola, stranissimo. Quindi non ero abituato, la vedo molto, molto dura. Qua doveva fare il miracolo. McChicken. Rosy Binder. Qua doveva fare veramente un miracolo. Non me l'aspettavo una qualificazione così disastrosa, ma non sono neanche abituato ad andare sulla pioggia a Filippo Isola. Ma il Cumendone tenta con una mossa incredibile, già 11°. Frenati e aia. Grande come, mamma mia. Sito web, ragazzi, dobbiamo subito superare il sito web. Ciao sito web, siamo già settimi però. Il Cumendone ha fatto una curva abbastanza figa, Guarda che c'è la principessa Sissis. E intanto piove a Filippo Isola, cosa incredibile. Vai Cume, vai Cume, vai Cume, grandissimo Cume. E la principessa Sissi è superata, invece no. La Sissi recupera.
Adesso c'è il Marquez taroccato. E il Malesiano di merda. Ciao Malesiano di merda. Vai come, vai come, vai come, vai come, vai come, come buona curva. Perché siamo già quinti, siamo già in remontata. Salmone è primo, però è Vino secondo, quindi non proprio notizie favorevoli. Grande come, questa è la curva bastarda. Presa abbastanza bene, ma il Malesiano di merda mantiene la quarta posizione. E adesso siamo noi quarti. Adesso siamo a caccia dei primi. Il Cumendone è a caccia, ragazzi. Il Cumendone è a caccia. Bravo come, bravo come, bravo come, bravo come, bravo come. Dai. Abbiamo Rino Gattuso, Vino e Salmone. I primi della classe, insomma. In questo momento però sto perdendo punti, e anche tanti, Dai, prendila bene come all'inizio, come al primo giro. Merda, no, l'ho preso di merda stavolta. Però ci siamo. Abbiamo recuperato un po' ed è fastest lap veneziano. Grande Cume, grande Cume. Dai, 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 dai. Siamo là, ragazzi, siamo tutti là. E che io ho il problema di quella cazzo di curva che proprio non sopporto a Filippo Isola. Vai come, eccola qua, eccola qua, eccola qua. E Gattuso è superato. E invece no, Gattuso tiene duro. Rino maledetto. Sarà dura superare sti tre qua, Camignotta. Dai, questa la prendiamo sempre bene di solito, bravo veneziano. Qua ho frenato un po' troppo. Sono caduto, lo sapevo. Lo sapevo, ragazzi. Merda, merda, merda. Niente, sta curva non la sopporto proprio, non c'è niente da fare. E adesso le cose non si mettono bene. Caputtana. Non ci voleva sta caduta, ragazzi. Vaffanculo anche Filippo Isola, sta gara di merda. Giro record di Vino. Sesto posto pesante, perché Vino e Salmone sono primi e secondi, maledetti. Meno male che poi c'è Motegi, che vittoria, però ci giochiamo tutto, penso, all'ultima gara. Porca miseria, che caduta di merda. Non arrivo neanche quarto. Vabbè, sta calmo come non è. Per fortuna abbiamo un buon vantaggio. Però Filippo Isola comincia a starmi veramente sui maroni, Come son caduto, Dio santo. Dai, come tira sta moto. Fatalità, primi e secondi sono stati due, che due coglioni, però. Vai, venezianone. Adesso arriva la curva maledetta. Vabbè, andiamo pianissimo a sto punto, cerchiamo di prendere punti. Ma che due maroni, però. Sesto posto, veramente. No, cazzo! La principessa Sissi mi ha superato. Dai, almeno sesto posto, cazzo. Però perdiamo tanti e tanti punti. Sesto posto proprio beffardo. Cagarda. Vaffanculo, e Filippo Isola, gara di merda. Ragazzi, gara fondamentale a Motegi. Pole position, per fortuna siamo solo a 4 punti di vantaggio sul secondo. Non possiamo fallire se vogliamo vincere questo mondiale. Vai, Comendone. Adesso con calma andiamo a vincere. E poi ci giochiamo tutto a Valencia. Purtroppo c'è una super pioggia, quindi rompe abbastanza i maroni. Cerchiamo di amministrare come a Sepang e a vincere tranquilli.
Protegge proprio la mia gara. Tanto Vino è già secondo, mignottona ladra. Buono, cerchiamo di guadagnare più possibile secondi. Più secondi possibili. Che sta pioggia rompe veramente i maroni perché è più facile sbagliare, poi sei teso. Sei la penultima gara, poteva esserci il sole, no? Ecco, cagatissima veneziana qua intanto. Grandissimo comandone, dai. Dai che poi c'è solo Valencia. Speriamo di beccare il sole a Valencia. Bravo comandone. Dai che il primo giro è già quasi andato. Vino il secondo a 1 secondo e 100. Tanto Gattuso supera Salmone, belle notizie. Comandone va troppo lento, troppa paura di sbagliare. Non va bene. Non va bene ragazzi. Primo giro completato comunque in Giappone. Ah, Dio mio. 2 laps remaining. Molto bene comandone, molto bravo. Intanto Gattuso è secondo e Vino terzo, altra bella notizia. Devo rosicchiare più punti possibili. Non pensiamo a quello che succede dietro, però dobbiamo pensare solo a noi stessi. Attenzione il comandone per campi. Bravo Gattusino secondo, sta rosicchiando, bravo Gattusino. No, qua ho rischiato tanto però. Non posso rischiare così, dai cazzo, siamo primi, porca puttana. Occhio come. Un po' di concentrazione per questa penultima gara. Non è che se vinco questo ho tante speranze per Valencia. Altra curva presa di merda, Dio mio. Sto guidando di merda, di merda. Meno male che è la mia gara perché sennò sarei proprio primo per niente. Ok, e adesso ragazzi inizia il final lap comendiano. E questo è un final lap pesante. Ma che cazzo fa? Madonna, come non ne vaffanculo però. Allora, Vino recupera tantissime posizioni anche. No, non posso guidare così di merda però. Guarda, e perdere. Guarda come Gattuso. Mamma mia. Allora, l'ultimo giro è tutto di nuovo in gioco. Ma Dio santo. Troppa paura di sbagliare purtroppo. Vaffanculo, vaffanculo. E adesso è dura. Adesso è dura. E la cosa, come sempre, è abbastanza ufficiale. Tieni duro, comenda, tieni duro. Tieni duro e portiamola a casa. Sto sbagliando troppo però. Dai, andiamo a vincere a Motegi. Dai, pochi metri separano il comandone da un successo fenomenale, fondamentale e decisivo forse per il campionato.
Rino devi mantenere la seconda posizione, però stronzone che non sei altro. Dai, poche curve, 3 curve e portiamo a casa la vittoria. Ma mi sto veramente in sto tornado giapponese, madonna quanta piova tra qualifica e gara. Vai Kume, ultime curve. Vai Kumendone, adesso non puoi... O adesso mai più. Ho frenato un po' troppo per i miei gusti. No, siamo là! Siamo là e Vino ha superato Gattuso. Ma vaffanculo, Vino di merda. Ma il Kumendone intanto va a vincere in Giappone con sofferenze indescrivibili. Ragazzi, mamma mia che dura però. Molto molto dura ragazzi. Reading Trap. Adesso abbiamo 9 punti da Vino e 19 da Salmone. Quindi dai, la sfida è con Vino perché comunque 19 punti sono tanti rimettendo su Salmone. Molto molto bene. Allora, mail. Manager personale. Twitterone. Vino, gran lotta con Veneziano. Pedrosino, gran bel risultato. Calar Kent, complimenti Comenda. E adesso andiamo forse per l'ultima gara di questa meravigliosa serie di MotoGP. Valencia, la la la. Gran premio generale della Comunità Valenciana Round 18. Ok. Mail. Solito. Aspetta, si leggiamo un attimo. Almeno secondo e siamo campioni. E io godo. Ok, la puttana personale. Twitterone. Raffrenati. Ho passato tutta la settimana a giocare a MotoGP 13. Fenati, ultimo GP della stagione, e il marchetto taroccato, ciao a tutti ragazzi, il weekend a Valencia sta per cominciare, ma a me non me ne frega un cazzo. Ragazzi, un piccolo PS, il contest l'ha vinto Albi e Vanzo, quindi è lui quello che si è avvicinato di più con il contest del discorso di quante pole, vittorie, tutto quanto, però non ha un canale, quindi ragazzi ho capito che sto modo di fare il contest fa cagare, quindi ragazzi pensavo per il prossimo... per i prossimi video così fare tipo un contest dove non so, fare dei video, roba che mi mandate e i primi 3-4 hanno una sponsorizzazione, facciamo così a sto punto, in maniera molto classica, ma sinceramente non so cosa fare, ho pensato a un po' di cose ma non ho moltissime idee perché non è facile essere troppo originali sui contest. Adesso vediamo, comunque aspetto anche commentini ragazzi, se avete qualche bella idea sparate, non c'è problema, io sono pronto ai consigli dei cumendiani. Ragazzi, 20° posto in griglia, ho fatto 1000 giri in qualifica, ma niente da fare. Adesso devo concentrarmi, non posso commentare perché devo vincere assolutamente, se no non sarà questa l'ultima gara del Comendone in questa serie della MotoGP. Vai Cume! Sesto posto, va bene. Ma chiaramente non siamo campioni per il momento. L'importante è il vino di Salmone, non mi interessa tanto. E che vino mi sembra terzo. Dai, Comendone, te prego. Che siamo là, dai che siamo là. Ok. Dai che ci siamo. La moto non tira, la moto non tira. Guarda il malesiano di merda, guarda il malesiano di merda che si mette in me. Ma cosa vuoi, malesiano di merda?
Siamo tutti vicinissimi comunque. Guarda, ma leggendo di merda che gara che sta facendo. Troppo una sofferenza però, eh. No, sti errori però. Sono a 2 posizioni del titolo mondiale. Bravo Kume. Siamo a 1 posizione del titolo mondiale. Final lap Kumendiano. E forse è l'ultimo giro di questa serie. Concentrazione finale massimale, ragazzi. Quanto vorrei fare il capolavoro nell'ultima gara della carriera, una rimonta mostruosa in una gara che non è la mia gara. Attenzione, il mareggiano di merda tenta di rompermi i coglioni. Poche curve, ragazzi, pochissime curve. Ragazzi, ultima curva. Ultima curva. E il Kumentone va a vincere il mondiale in Moto 3. Chiude la carriera in maniera splendida. Grazie di tutto, ragazzi. E il Kumenta campione anche in Moto 3. E Veneziano è campione del mondo. E godo. La la la. Buono, ragazzi, allora siamo alla fine. 324 punti per il Kumendone, 3-10 per il Salmone, 14 punti di vantaggio. Abbiamo vinto 3 mondiali in MotoGP, 1 in Moto 3 e 1 in Moto 2. E plan completato. Ragazzi, è stata una serie meravigliosa, mi sono divertito insieme a voi in maniera incredibile. Sono anche orgoglioso di questa serie perché quando ho cominciato MotoGP 08 e poi questo veramente in pochi erano su MotoGP, quindi sono veramente orgoglioso di aver cominciato, tra virgolette, questa serie. È un motivo veramente di soddisfazione, tanto qua è partito qualcosa. Molto bene. Niente, ragazzi, adesso il 5 ottobre partiamo con Formula 1, quindi vado in vacanza un po' con Tori, me la trombo un pochino e poi si riparte con il Gran Premio di Melbourne con Formula 1 13. Ragazzi, è stato veramente un piacere questa serie su MotoGP. Ripeto, sono orgogliosissimo, felicissimo, mi sono stradivertito, voi siete stati grandissimi perché senza di voi questa serie era una merda. E niente, raga, un saluto dal Kumendone, MotoGParo veneziano. Ciao! Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano.